Buonasera a tutti ragazzi, ancora si parla di Marte. Stavolta sarebbe un grande annuncio. In effetti sul pianeta rosso ci sarebbero sia gli insetti che i serpenti. In effetti c'è stata la vita e c'è sta ancora. Quindi questo è l'annuncio fatto niente di meno che entomologo William Rosomer, che è un grandissimo, diciamo, dei più stimati entomologici americani, quindi è proprio uno che studia questo, ragazzi. Quindi ha detto che giustamente c'è stata vita e c'è ancora, quindi secondo lui quelle cose che lui ha visto sono insetti e serpenti. Anche lui sta studiando da tanti anni, diciamo, Marte, e dalle foto scattate sia dal rover che ha accumulato in tutti questi anni, ha detto che ci sono ben in evidenza forme simili ad artropodi e insetti terrestri. Quindi, secondo lui, utilizzando i criteri da Rosomer, per riconoscere gli insetti vanno, diciamo, dai resti scheletrici alla differenza con le rocce circostanti. Quindi lui ha detto che ci sono prove evidenti su, diciamo, sulla vita su Marte, perlomeno per quanto riguarda, diciamo, il regno animale, quindi diciamo insetti, serpenti, queste forme di vita, diciamo, già più complesse rispetto ai batteri. Quindi dice è vero che ci sta un pianeta molto estremo che diciamo non dà nulla di che, però ragazzi comunque è vivibile, quindi dicono è vero che è deserto, è vero che non ci sta vegetazione, però diciamo la vita ci sta, tutto che non sia un ambiente diciamo buono, è un ambiente estremo, però è sufficiente per la vita. Ciao, avvocatella. Quindi diciamo che in mezzo a tutte quelle pietre che vediamo, diciamo dal rover che vengono scattate, in effetti si nascondono insetti, serpenti, quindi animali, diciamo, piuttosto complessi. Quindi lui sono anni che studia queste cose, quindi diciamo che lo ha affermato all'Università dell'Ohio che la vita su Marte c'è stata e c'è ancora, quindi perlomeno api, bombi e serpenti sono presenti diciamo, su Marte, quindi lui non ci proprio, questo è un entomologo molto esperto. Sì, sì, questo proprio è entomologo William Rosomer, è uno dei più validi al mondo, sì. Quindi ci sono, sì, ha detto, fossili viventi sul pianeta rosso, in effetti animali che sono scomparsi, però ha detto è pur vero che ci sono ancora insetti vivi e anche qualche animale vivo, quindi dice che a finale c'è ancora un po' di vita, anche se l'ambiente dice è ostile, però per tutto che sia ostile, la vita ci sta, c'è stata, dice, e ci sta ancora. Quindi devono vedere, può darsi pure, come dice lui, che qualche marziano, come lo vogliamo chiamare, alieno, non lo so come potremmo dire, ragazzi, possa nascondersi internamente in qualche cava, diciamo, sotterranea del pianeta. Quindi non si esclude nemmeno questo, quindi lui ha ipotizzato questa teoria che può darsi che si sono messi sottoterra questi famosi marziani, quindi oppure ha detto tranquillamente si sono evoluti e hanno abbandonato questo pianeta, diciamo ostile, diciamo per la vita, quindi se ci sono ci saranno solo animali per il momento, quindi forse saranno andati via quelli che abitavano una volta Marte, quindi dice forse hanno tecnologia superiore alla nostra e sono andati via da Marte, quindi chissà dove stanno, o può darsi come la teoria dice che sono arrivati sulla Terra, quindi non si sa, giustamente, sono tutte teorie che fanno loro, però
la vita animale perlomeno su Marte ci sta, quindi su questo ha detto non ci piove, ci sono fossili di tanto tempo fa, ci sono animali ancora presenti sul pianeta, quindi nonostante dice sia l'ambiente altamente ostile, ma comunque la vita ci sta. Quindi, ma penso che gli animali sì, ci possono pure stare perché poi l'ossigeno ci sta. Diciamo qualche animale sicuramente ci sarà. Però per quanto riguarda la vita aliena sono un po' dubbioso in effetti degli alieni proprio lì. Credo più che sia rimasto qualche animale, tipo qualche insetto, qualche serpente, questa roba qui, perché questi qua sono molto resistenti, quindi resistono quasi a tutto, quindi forse questi qua ci sono ancora. Poi per quanto riguarda gli extraterrestri, chiamiamoli così, bisogna vedere, perché ripeto, poi ognuno si adatta alla vita com'è. Quindi può darsi pure che queste forme aliene non abbiano bisogno di tanto ossigeno come ne abbiamo bisogno noi. Quindi è tutto un dubbio al finale. Però già che hanno trovato ossigeno e vita pure seppur animale, fa pensare che prima ci stava qualche cosa, ci sta ancora di fatti qualche residuo, quindi api, insetti, serpenti, quindi qualcosa ci sta, non è che è come avevano descritto inabitabile, non ci sta ossigeno, man mano stanno uscendo fuori tutta. Sì, forse prima era abitabile, ora si è estinto in effetti, forse ha perso l'atmosfera, ha perso l'ossigeno, queste cose qua. E sono rimasti questi, diciamo, insetti, serpenti, che sono molto resistenti e quindi forse perciò ci stanno ancora loro. Forse Marte prima era abitato, questo è. Poi si vede che qualche cosa sarà andato storto e il pianeta è diventato inabitabile. Forse è questa pure la teoria, però questo signore che è un entomologo è molto famosissimo, il più bravo del mondo. Sì, sì, appunto, lui dice perlomeno la vita a livello insetti e a livello di serpenti sul pianeta rosso c'è. Quindi questo entomologo non è che lui può dire ci sono gli alieni, no. Lui parla semplicemente di insetti, diciamo, articolati, quindi come serpenti, api, tipo scorpioni, queste cose qua. Lui parla di questo in effetti. Però non è che può dire ci sono gli alieni, no, lui parla solo di vita, diciamo così, di insetti sia vivi che fossili. In effetti lui dalle foto ha notato molti fossili nelle rocce che sarebbero i resti di. Sì, però devi vedere, avvocato, può darsi pure che lì eh, si sviluppa diversamente, capì? Può darsi, ti faccio un esempio, no? Se ci sono i serpenti, cosa mangeranno questi serpenti? Mangeranno altri animali sicuramente. Le api non lo so, le api ti dicono una bugia, eh. I topi, sì, e quindi ci devono stare pure i topi, o perlomeno qualcosa di simile. Però le api, qua si parla di insetti e serpenti, quindi come insetti lui ha detto api, bombi, quindi diciamo le api si nutrono di miele, di queste cose qua, fiori, quindi non lo so. Può darsi pure che ci sono i fiori e noi non li vediamo, che ti devo dire? Questo comunque è un entomologo, uno dei più grandi, diciamo, al mondo, quindi è uno che sta scaricando un sacco di prove della vita su Marte e ha solide basi per questioni biologiche, quindi a parte che sociali e politiche, quindi lui afferma chiaramente. Può darsi pure che si siano modificati nel mangiare, questo può darsi che sia, diciamo, la verità in effetti. Cioè noi vediamo che le api mangiano dei fiori, come i serpenti mangiano i topi, può darsi che questi si sono adattati a quel pianeta lì e mangiano altre cose che
forse sono presenti su quel pianeta. Quindi diciamo che quando fai l'evoluzione la specie si adatta all'ambiente circostante, quindi può darsi che si siano adattati ad altre cose. Perlomeno l'evoluzione è questa qui, quindi uno si adatta a quello che offre il pianeta. Quindi pure come l'uomo, ad esempio, l'uomo non è immortale per un semplice motivo. A volte qualcuno mi ha chiesto nei commenti, ma dice, ma perché l'uomo non è immortale? Cioè perché non viviamo tanto? In effetti la risposta è molto facile. In effetti noi abbiamo una vita breve, diciamo 70, 80, 100 anni, massimo 120, perché noi procreiamo, cioè abbiamo i figli. In effetti, siccome il pianeta ci dà tutte le possibilità, cioè in effetti acqua, luce, cibo, allora noi siamo portati per la creazione, quindi individui come noi. Diciamo, io ho un figlio, tu hai due figlie. Se invece il pianeta sarebbe stato inospitale, non avrebbe dato opportunità di cibo, di altre cose, allora saremmo stati immortali, in quanto non ci sarebbe stata nessuna cosa che sarebbe stata positiva per il pianeta, quindi è questa l'evoluzione. Quindi la specie si adatta al suolo. Quindi se per puro caso il pianeta Terra era inabitabile, aspro come Marte, e noi uomini vivevamo, quei pochi che ci stavano erano immortali, cioè non morivano. Quindi potevano stare anni e anni senza mangiare, tipo in ibernazione. Quindi, siccome invece il pianeta Terra è ospitale, quindi abbiamo tutto, acqua, cibo, tutto, allora la morte è quella più naturale, in effetti. Cioè, i figli faranno altri figli, una generazione dopo generazione e così via, perché il pianeta lo permette. Ma il giorno che arriverà che il pianeta non lo permetterà più, rimarranno pochi individui che vivranno forse di più. E quindi questa è la differenza, diciamo, dell'adattamento della specie, quindi l'evoluzione. E forse questi insetti che stanno lì si sono evoluti in questa maniera qui. Quindi quando fa freddo freddo loro hanno questa cosa di ibernazione e che ne so, vanno in letargo per 3-4 mesi, abbassano la temperatura corporea e riescono semmai a passare l'inverno rigido di Marte, perché poi è vero che Marte c'ha 21 gradi, però quando poi arriva l'inverno fa molto molto freddo. Quindi diciamo che è tutta una questione di evoluzione e diciamo poi del posto dove ti trovi, quindi uno si adatta a quelle condizioni, quindi ecco perché l'uomo muore per questo motivo qua. Se invece il pianeta è ostile, noi eravamo immortali. E vabbè, ma già guarda, Avvocatella, già adesso dire che su Marte c'è vita, già è un passo avanti. Comunque, anche se non ci sono umani, oppure persone come noi, però già è positivo dire che ci sta un po' di vita al finale, quindi già è una cosa positiva, quindi qualcosa ci sta, non è che come vediamo qua nella foto un pianeta arido, senza vita, senza atmosfera, senza nulla, no? In effetti forse non so, avrà perso l'atmosfera, si sarà estinto, forse prima era come la Terra, quindi sono solo supposizioni che si fanno, quindi può darsi che gli insetti, siccome sono quelli là più forti, anche il giorno che la Terra finirà, gli ultimi a morire saranno proprio gli insetti, perché sono molto più forti di noi. Quindi se l'uomo sarà scomparso, ho visto un documentario in TV a volte 1000 anni dopo la scomparsa dell'uomo, gli insetti ci sono ancora, quindi vedi quando sono più forti di noi, quindi diciamo che la vita a livello, diciamo, animale andrebbe avanti anche dopo la scomparsa dell'uomo sulla Terra. Quindi io ho visto un video dopo 1000 anni dalla scomparsa dell'uomo, in effetti tutte le città, sì, sì, sì,
Dopo 1000 anni tutte le città erano scomparse, la vegetazione aveva ricoperto tutte le case che ci sono nel mondo, tutti i grattacieli erano crollati ed era uscita tutta la foresta, quindi tutta la vegetazione e gli animali vivevano. Quindi questa era una simulazione dopo 1000 anni dall'estinzione dell'uomo, quindi dopo 1000 anni tutta, diciamo, il mondo sarebbe tipo l'Amazzonia, tanto per farti un esempio, capisci? Però gli insetti sarebbero gli unici superstiti, gli animali più forti, tipo che ne so, ti faccio un esempio, le blatte, i topi, tutti questi animali che diciamo sono forti, scorpioni, tutti questi animali che sono serpenti, iguane, lucertole, sono tutti animali che sono molto molto resistenti. Quindi questa simulazione faceva vedere che il mondo, anche dopo 1000 anni dalla scomparsa dell'uomo, sarebbe vivibile perlomeno dagli animali, quindi topi, serpenti, scorpioni, diciamo questi tipi di animali qua. Quindi sicuramente la vita continuerebbe anche senza l'uomo, ma a livello animale però. Se poi un asteroide lo colpisse, allora questo è un altro discorso. Però, nonostante domani un asteroide colpisse la Terra, lo so, comunque alla fine l'uomo si estinguerebbe, però gli animali riuscirebbero a salvarsi qualcuno, quindi tipo blatte, topi, serpenti. Quindi pure se domani arriverebbe un asteroide che distruggerebbe tutto il pianeta, questi animali si salverebbero. Non dico tutti tutti, ma la buona parte si riuscirebbe a sopravvivere a questo cataclisma, diciamo così. Vabbè, questo è normale, quindi però dobbiamo vedere perché guardate ragazzi, si sono sbilanciati già abbastanza. Adesso sono usciti gli animali, no? Anzi, prima è uscito l'ossigeno, mo gli animali, quindi come vedi avvocate, qua un po' alla volta stanno uscendo fuori tante cose, ma chissà che fra 2 o 3 mesi che uscirà. Quindi per adesso è uscito l'ossigeno, anche se hanno detto poco. Poi adesso sono gli insetti e serpenti e animali tipo lucertole. Quindi come vedi pian pianino stiamo andando avanti avanti. Chissà che uscirà fra poco. Quindi io sono convinto, come ha detto il ragazzo prima, che c'è sempre stata, solo che ci viene dato col cucchiaino un po' alla volta, perché mo la domanda sarebbe come ci sono arrivati sti animali sul pianeta rosso? Quindi ci stava vita e quindi se ci stava vita, come mai ci stava la vita lì? Quindi ci sarebbero tante domande e nessuna risposta. Quindi sarebbe sempre caos su caos. Sarebbe come quando parliamo di religione che tutti quanti bisticciano uguale. Perché adesso se diremo che su Marte c'è vita e diciamo ma chi le ha create? Cioè noi sappiamo che Dio ha creato la Terra, no? E adesso che diciamo? Che Dio ha creato pure Marte. Quindi, diciamo, la cosa si complicherebbe un pochino. Pure a livello di religione, che dovremmo dire? Dio ha creato la Terra e poi Marte. Oppure ha creato prima Marte e poi la Terra. Quindi sarebbe veramente un paradosso poi, anche per la religione, capire come mai Dio non avrebbe detto che ha fatto l'uomo sulla Terra, ma l'ha fatto pure su Marte. Quindi sarebbe proprio un problema esagerato. Quindi se uscirebbe fuori una cosa così sarebbe molto molto complicata la situazione. Quindi aspettiamo che cosa dicano. Quindi per adesso ossigeno e qualche forma di animale c'è. Sì, Angelo, io l'ho detto, adesso usciranno i marziani tra poco. In effetti oggi ho fatto un video dove stava, avete visto quel video dei russi che avevano portato i grigi, era in bianco e nero quel video che ho messo lì, avevano catturato i grigi, come li chiamano, quelli con le teste grandi e occhi grandi, ed era un filmato dell'epoca.
come pure l'altro video che ho fatto, quella di Greta Thunberg, che dicono che sia una viaggiatrice del tempo. Addirittura io ho trovato, diciamo, girando e girando, una foto del 1898 dove ci sta Greta Thunberg, cioè uguale a come è adesso, cioè solo che le foto sono datate diverse, una 1898 e tu hai visto, è pazzesca lì, che spiegazione dai? Là non ci sta una spiegazione logica, razionale, cioè che puoi dire? Sono due gocce d'acqua quelle. C'ha pure la treccia come lei, cioè proprio uguale come quella mo. Allora mo c'è chi dice che è una viaggiatrice del tempo, cioè un viaggiatore che viaggia nel tempo. Chi dice che fosse un androide e che c'è sempre stato. Chi dice che... Ma le teorie sono tante, quindi è impossibile capire quale sia quella esatta. Però fatto sta che in effetti la fotografia è uguale, solo che il problema è che è stata fatta 1898, quindi Greta Thunberg già camminava sulla Terra nel 1898. Quindi o è un androide, come hanno detto molti ragazzi, oppure questa viaggia nel tempo, nello spazio, quindi forse cerca di evitare qualche cosa o può essere pure qualcosa di male, che ne sappiamo noi? Se questa viene bene o viene male, quindi non si sa al finale. Ciao, mappatore in Piemonte. Quindi, come dico io, ragazzi, le teorie sono tante, però prove non ce ne sono. Quindi, Greta Thunberg, sì, è vero, stava nella foto del 1898, sì, è uguale a quella di oggi, e questo è vero, sì, però le prove dove stanno al finale? Cioè, noi possiamo dire che viaggia nel tempo, possiamo dire che è un androide, possiamo dire che cosa vogliamo, però purtroppo sono solo cose che possiamo dire, ipotizzare, ma non abbiamo prove. Quindi, pure adesso ad esempio su Marte le prove ci sono, quindi l'ossigeno è uscito fuori. Adesso gli animali pure, quindi fra poco, come ha detto il ragazzo, usciranno pure i marziani fra poco. Anche se vedendo il pianeta rosso non credo che ce ne siano tanti, perché secondo me se ne sono andati tutti quanti, in effetti, se hanno tecnologia molto avanzata, non credo che siano rimasti qua, anche perché qua non c'è nulla, ragazzi, a meno che non stanno nascosti sottoterra, solo questo, quindi avrebbero costruito internamente, diciamo, sotto la terra, solo questo potrebbe essere. Anche perché a guardare da fuori diciamo, è completamente ostile. Vegetazione non ce n'è, acqua non ce n'è, cioè no che acqua non ce n'è, ai poli ci sta pure l'acqua, però non ci stanno mari, non ci stanno laghi, quindi è veramente ostile ostile. Può darsi che una volta ci stava, però adesso non c'è. Vabbè ragazzi, vi auguro buona serata a tutti e ci sentiamo al prossimo video. Buonanotte a tutti, ciao Vocatella, ciao ragazzi, ci sentiamo o domani o più tardi, semmai, ciao.